popolazione genica. È tornato in Francia nel 1989 come direttore di ricerca al CNRS ed ha qui organizzato un suo gruppo di ricerca. Dal 2006 si trasferisce all'Università della California, dove dirige il Dipartimento di Farmacologia. È stato insignito di vari premi importantissimi nel campo della genetica, ha ricevuto i suoi numerosi riconoscimenti, i suoi premi sia in Europa che in America. Ha ricevuto la medaglia del CNRS in Francia, il premio di endocrinologia della Fondazione Ipsen Parigi e nel 2013 ha scritto il libro Ti sembra il caso con Henry de Buca. Credo che tutto questo dimostri non soltanto il merito che ha indotto la Federico II a scegliere Sassoni Corsi come rappresentante dei suoi laureati illustri, ma giustifichi anche la presenza sua qui stasera, il luogo in cui c'è la possibilità per un pubblico che vedo vasto e eterogeneo culturalmente di scoprire in che modo la scienza divulgata possa far capire che rapporto c'è tra la ricerca e la vita di tutti quanti noi. Quindi chiamo Paolo Sassoni Corsi, lo ringrazio e procediamo a questo punto. Prego Luciano innanzitutto il diploma. Della Federico II. Il sigillo di Federico. Posso testimoniare che c'è tutto. Volevo portare anche il saluto di Emiliana Borrelli, che è anche mia moglie, però fondamentalmente un'altra laureata dell'Università di Napoli, di Federico II, anche lei in biologia e anche lei professore in California, con il suo laboratorio, fa tante cose belle in neuroscienza. Voglio salutare il fatto che ho visto quindi i miei amici storici, mi fa un piacere straordinario, Alfonso, poi addirittura la famiglia, Anna Rita, è straordinario. Quindi grazie a mille a tutti per essere qui. Allora, io cercherò quanto sia possibile di dire alcune cose di quello che facciamo in laboratorio e ho preparato una presentazione di quanto sia, spero quanto sia possibile, per quelli che conoscono già la genetica e l'epigenetica, già chiedo scusa perché si per quelli che non la conoscono e troveranno una presentazione un po' troppo dura, mi scuso lo stesso perché questa situazione. Detto questo, vi dirò due laureati. Avremo in questo palazzo, che è il Centro per l'Epigenetica e il Metabolismo, poi diremo che cosa è l'epigenetica tra un pochino, e occupiamo questo piano qua sopra. Questo è un gruppo di ricerca che prima mostravo diciamo essere particolarmente eterogeneo. Abbiamo alcuni studenti italiani, però per la maggior parte sono stranieri, quindi italiani, per parte del mondo. Come ho detto, sono partito 38 anni fa e la domanda che mi si può fare, e mi è stata fatta 100 volte anche dal giornalista ieri, è perché? E perché uno può domandarsi perché non si massa, oppure puoi tornare, non tornare, ti senti bene all'est, ti senti ancora napoletano, ovviamente ti senti perfettamente napoletano. Arrivi qua, ti mangi la mozzarella, ti mangi la pizza, detto questo, le motivazioni quali sono state? Certamente non la qualità dell'università e dei professori che io ancora trovo straordinario. Il fatto che diciamo che abbia chiamato, io Maurizio del Carino e così via, e tanti altri che conosco, mi riempie di gioia perché nella nostra memoria sono i nostri professori.
che sono quelli che noi riconosciamo e ringraziamo. Quindi perché partire? Alcuni eventi sono successi per cui alla fine tu lo fai o non lo fai. Uno degli eventi può essere stato Edoardo. Molti di voi si ricorderanno la parola chiave, guida vita, che al momento sembrava una cosa un po' antipatica. In realtà, secondo me, Edoardo, poi dopo infatti ho letto una sua intervista, spiegava che voleva dire. Non vuole dire andate e non tornate, andate e poi tornate per capire meglio come Napoli, come il resto del mondo. Questo vuole dire. Io non sono mai tornato, però la realtà mi fa piacere tornare oggi. Queste saranno le motivazioni, però la realtà è che avevo la sensazione all'epoca di voler andare via, ma non tanto per fuggire da Napoli, quanto al piacere di scoprire qualche altra cosa diversa. Questo è stato. Non era un desiderio di fuggire. Vabbè, detto questo, vi racconto un secondo la storia di cui sono andate le cose. Alcune storie riguardano una vita precedente a quella della biologia, sempre scienze si parla, si parla di astronomia, e da quella passerò, cerco di passare rapidamente alla biologia senza essere troppo tedioso. Parliamo di quella che io chiamo la memoria epigenetica della famiglia. Questo è mio padre e qui siamo noi 3 figli, però oggi Emilia, Lucio e io sono questo piccolo, questa è una bambina, non so perché, però ora il problema qual è? Cosa è successo in questi 50-55 anni e in che maniera siamo cambiati, come tutti noi, no, rispetto a quando eravamo bambini. Certe cose sono successe nella nostra testa, nella nostra memoria, nel nostro metabolismo, che hanno fatto sì che non siamo più gli stessi. Siamo cambiati, le esperienze ci hanno cambiato. In che maniera queste esperienze ci cambiano? In che maniera certe memorie sono impresse e conservate nel cervello così come nel nostro metabolismo. E di questo che vi parlo poi in realtà. Una foto che mi piaceva così vedere. Sono un napoletano doc. Spero che molti di voi riconosceranno la Cappella Montana. Perché ve la faccio vedere? Perché come fa un napoletano doc ad andarsene via e poi non tornare più? Invece io torno e ci torno con piacere. La Cappella Montana è l'inizio della mia famiglia. Il signor Giovanni Montano, Ioannis Montano, si era sposato con Adriana Saxona, all'epoca si scriveva con Ioannis, però era la stessa famiglia, che poi si fuse con un'altra famiglia, quindi il Corsi si è aggiunto tutto. La famiglia Sassone Corsi è la stessa dal 1400, non è mai cambiata, sono tutti molto piccoli. Come si fa ad andare via se sei un napoletano dopo? Io mi sento ancora napoletano, questo lo dico. E questa è una cosa importante perché non mi sento diverso da quello che ero prima. Cosa è successo dopo l'età mostrata nella foto di un piccolo piccolo? È successo che ci siamo interessati di astronomia. Un gruppo di persone, tra cui mio fratello Emilio, incominciò a frequentare l'osservatorio di Capri. Lo direttore dell'epoca, il direttore dell'osservatorio all'epoca, Mario Rigotti, fu lungimirante. Ci permise, nonostante noi avessimo solamente 14-16 anni, di utilizzare un telescopio che era nella cupola di fronte a questa. Una cosa straordinaria, perché in realtà senza avere neanche le parti, noi ci interessavamo di astronomia, cominciamo a costruire i primi telescopi e così via. Però come era possibile che un direttore fosse così lungimirante e capire che si poteva dare in mano a 4 ragazzi di 16 anni un telescopio, tra l'altro nel 1950? Questo ci aprì completamente la nostra testa, ci permise di cominciare a studiare, a fare i pseudoscienziati senza quasi volerlo e imparare a fare gli esperimenti da soli. L'unica cosa che mi aiutava all'epoca era il libro del liceo di biologia che si chiamava Osserva, sperimenta e impara. La logica galileana del metodo scientifico. Facciamo 2 o 3 cose interessanti, niente di particolare, però questo amore per l'astronomia è durato e ha un collegamento con quello che vi dirò tra poco.
Altre cose che mi hanno influenzato e che mi influenzarono in maniera notevole, mi cominciò a entrare nella testa la biologia. Isaac Asimov scriveva Viaggio allucinante e vidi anche il film che mi saltò particolarmente e mi comprai questo libretto di microscopia per naturalista ambientale, un libretto veramente notevole che mi insegnò a utilizzare un microscopio. Mio padre, con molta pazienza, me lo comprò il microscopio e io da 17-18 anni cominciai a tagliare le cipolle, a prendere i petali delle rose e a vedere al microscopio. La cosa mi interessò particolarmente, incominciai a scoprire la biologia. Poi nel frattempo cominciò l'hai conosciuto tutti, essere la rivoluzione della genetica e del DNA, incominciavo a leggere queste cose del DNA, che cosa farà, e la cosa mi interessò particolarmente, quindi cominciai a cambiare anche un po' idea e andare in quella direzione. Nel frattempo l'astronomia continuava e con mio fratello Emilio ci divertimmo a fare le foto di Saturno, a pubblicare degli articoli di astronomia e così via. Però il passaggio incominciava perché all'epoca andai all'università e incominciai a studiare biologia e dopo 1 o 2 anni decisi di cominciare un'analisi sperimentale. Molti di voi conoscono il LIB dell'epoca e riconosceranno che mentre facevamo osservatori di comete che passavano in zona, già mi trovavo all'IGM e ho scoperto questo primo seminario fatto nel dicembre del 77. All'epoca c'era microscopia elettronica, questa fissata microscopia non era passata. Quindi questo fu il periodo di transizione. Avevo questo doppio amore per il piccolissimo e il grandissimo, e in realtà ho continuato in qualche maniera a coltivare tutti e due, anche se poi la biologia ha preso sopravvento. Ha preso sopravvento così che sono andato in giro per il mondo, come sapete, come ha detto Belle Luciano, e ha detto anche il professor De Vivo, trovandomi prima a Strasburgo e poi al Salk Institute a Lahore, con 2 mentors che mi hanno insegnato veramente tantissimo, sia Pierre Chamon che Indelberg. Ora, essere in 2 istituti di questa qualità e di questa bellezza estetica potrebbe far immaginare a chiunque che la scienza fatta lì sia meglio di quella fatta a Napoli. E io invece non sono d'accordo. Io penso che la scienza fatta a Napoli è altrettanto buona, che non deve avere nessun complesso di inferiorità. Al contrario, sono gli insegnamenti che io ho avuto all'Università Federico II che mi hanno permesso di lavorare bene lì e poi oggi essere qui a parlare. Quindi uno deve vedere bene nel tempo come è successo e come sono successe le cose. Detto ciò, la bellezza dell'istituto aveva un fascino e anche la qualità degli scienziati che ci stavano dentro. Tra quelli, i 2 soprannominati, e tra quelli cominciai ad andare verso la genetica e l'epigenetica. Questa è la copertina del giornale Time, che molti di voi conosceranno, di qualche anno fa. Time, con grande lungimiranza, già parlava dicendo che il DNA non è il tuo destino, c'è qualche altra cosa al di là del DNA. E diceva, ve lo leggo perché forse solamente sentito non riuscite a leggere, ma dice The New Science in Epigenetics, la nuova scienza dell'epigenetica. Uno dei più sbagliati. E no, assolutamente non era loro. Infatti, un tale Conrad Wallington, un inglese già a metà del secolo scorso, aveva portato avanti il concetto di epigenetic landscape, quindi una specie di territorio, una specie di panorama epigenetico. E questo partiva da un concetto molto semplice. Com'è possibile che tutte le cellule del nostro corpo, che hanno lo stesso DNA, possano alla fine della differenziazione che le porta ad essere o un neurone o una licocita, essere talmente diverse pur avendo lo stesso DNA di partenza? L'idea sua è che ci sia una specie di territorio, una specie di landscape che permette alle cellule che si muovono lungo questo landscape di diventare qualcosa di diverso dipendente da dove vanno. Un'idea, un'immagine. È questa New Science? No. Conrad Wallington già lo diceva negli anni 50 e a dimostrazione ancora che qui a Napoli si faceva la scienza, si fa ancora la scienza ad altissimo livello,
Grazie a Maurizio Carino ho ritrovato questo articolo sul DNA methylation, che è un modo di fare epigenetica, e allegro, alcuni vi riconosceranno questa scala straordinaria. Cora Wallington e Brooklyn nel 1964 organizzò un corso di biologia ed epigenetica a Napoli. Non è vero che l'epigenetica si può fare, si fa da fuori, anzi, avanti molto prima di tanti altri posti già organizzava queste cose. Quindi, secondo me questo è ancora un insegnamento militare. Andiamo. Che cosa è l'epigenetica? Immaginate dei due bambini omozigoti, uguali, perfettamente uguali, lo stesso genoma, non sono per niente diversi, sono due gemelli omozigoti. Ecco, due bambini, passa qualche anno, non sono più uguali. Alla prima l'abbiamo fatta giocare a pallavolo, a nuotare e avere una dieta corretta. La seconda, no. Come è possibile se hanno lo stesso genoma? Perché c'è qualcosa di diverso, c'è l'epigenoma. Allora, sono sicuro che molti di voi, come me, hanno fatto il greco e si ricorderanno che epi significa sopra. Quindi c'è qualcosa che deve essere sopra alla scrittura del DNA, quello che noi chiamiamo lo spartito genomico delle note che stanno lungo il DNA, che in qualche maniera fa sì che quel che sta sopra permette a questa signora di diventare la socia rispetto all'altra. Che cos'è? Un'altra serie di epigenetiche. E questa è Emiliana, che forse alcuni di voi conosceranno. Le droghe di abuso, nicotina o cocaina. Alcuni studi già hanno dimostrato che se una madre fuma, non solo, a parte il fatto che si becca sicuramente qualche malattia respiratoria, ma già il feto e le cellule germinali nel feto, quindi la terza generazione, sono già diverse, sono già cambiando dal punto di vista epigenetico rispetto a quelle di una madre che non fuma. Quindi vuol dire che ci sta un qualche cosa che sta passando attraverso le generazioni che non è scritto sul DNA. Un altro esempio che secondo me è straordinario è questo della cocaina. Questo è un esperimento nel topo, a cui si dà la cocaina o non si dà la cocaina, e queste sono cellule germinali maschili, questi si chiamano tubuli seminiferi. Questo è il controllo e questo è il subito seminifero di un animale che si sta beccando la cocaina, dove si blocca completamente la spermatogene. Quindi prende la cocaina, questo è quello che probabilmente succederà alle nostre cellule germinali. Quindi c'è un effetto diretto delle droghe, un effetto di tipo epigenetico, non genetico. Questo mi porta a portare queste immagini di varie cellule. Queste tutte cellule dello stesso animale, quindi hanno lo stesso tipo di DNA. Per cui le cellule dell'epidermide o del muscolo hanno un'area diversa. Quelle del cuore addirittura battono in cultura. Quelle del nervo mostrano addirittura segnali nervosi che si passano tra le cellule. Se vedete poi altri tipi di cellule, come per esempio ora dovrebbe apparire un macrofago, eccolo qua, che si muove, si può mangiare le altre cellule, le altre cose cattive. Sono tutte cellule che sono veramente diverse. Eppure hanno lo stesso DNA. Come è possibile che le stesse cellule che hanno lo stesso DNA possano diventare così diverse? È ancora un esempio di epigenetica, qualcosa che durante la differenziazione delle cellule fa sì che queste cellule avranno acquisire delle proprietà e delle funzioni diverse. Mi piace mostrarvi Kobe Bryant. Non so quanti di voi seguono il basketball americano, però Kobe si è appena retired. Kobe ha alcune particolarità interessanti. La prima cosa è che si allena sul nostro campus, quindi lo vediamo spesso. La seconda è che giocava per i Lakers, che sono la mia squadra preferita, e la terza è che parla perfettamente italiano, perché suo padre giocava in Italia, nel Rieti, quindi è nato e cresciuto in Italia fino all'età di 14 anni. Io gli ho parlato più volte dei caffè all'università e la gente dice: ma chi è quello corto con i capelli senza capelli che parla con quello lungo nero in italiano? In realtà Kobe Bryant, perché ve lo faccio vedere, è alto esattamente 2 metri. E la domanda che io ho: com'è possibile che la cellula di Kobe Bryant, che ha un nucleo al centro di 10 micron,
abbia all'interno del proprio nucleo un DNA che è lungo esattamente quanto a cui 2 metri, ci sono 2 metri di DNA in ogni cellula del nostro corpo. Perché? Non so se vi rendete conto. Come è possibile? In realtà se voi mettete tutti i DNA che avete, e questa è un'altra relazione astronomica, in un corpo umano, tutte le cellule azzeccate una fianco all'altra, coprite la distanza dalla Terra alla Luna 10 volte. Abbiamo tanto DNA nel nostro corpo che possiamo coprire la distanza dalla Terra alla Luna 10 volte, che già una sola volta sono 380.000 km. Questo è quanto DNA abbiamo in un corpo umano. Come è possibile c'è tanto DNA? Io non lo vedo neanche. Il motivo è questo, è che è perfettamente organizzato. Il DNA, quei 2 metri, sono riorganizzati in una struttura molto complessa che noi chiamiamo la cromatina. Non ha a che fare con le velocità, si chiama cromatina perché si colora. Il DNA si arrotola 2 volte intorno a questa palletta di proteine che si chiama il nucleosoma, e questo succede ogni 150 basi sul DNA. Ci sono 60 milioni di queste pallette in ogni nucleo. Okay? E quello che vedete ora è come questo DNA che si sta accumulando, si sta impacchettando in maniera straordinaria, riesce a costituirsi in maniera molto densa, tanto da entrare ogni volta in un genoma, in un nucleo di 10 microni. Sono queste spiralizzazioni che lo compartono in maniera straordinaria. Tra poco riconoscerete qualcosa di noto a voi che si chiama un cromosoma. Ok? Questo è il segreto. Il segreto è come si fa a compattare tanto, ed eppure questi 2 metri di DNA che si compattano in questa maniera riescono, e questo è il nostro lavoro, a dare ad ogni cellula un'attivazione specifica dei geni, non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista temporale. Quindi com'è possibile che dentro questa struttura così complessa ci possa essere questa specificità? Perché queste stesse proteine, lo stesso DNA che stanno in cellula, eppure abbiamo un neurone, abbiamo una lipocita, abbiamo una cellula della pelle. Ora un altro concetto che poi ritorno indietro. Il nostro pianeta esiste da 4 miliardi e mezzo di anni. Classicamente quando parlo agli americani, perché secondo me gli italiani già diversi, quando parlo agli americani non hanno dimensione, non hanno una dimensione che sia 4 miliardi e mezzo di anni, troppo. Allora parlo di soldi. Immaginate avere 4 miliardi e mezzo di dollari o di euro. Non capite subito, no, 4 miliardi e mezzo. La vita è cominciata sulla Terra circa 500 milioni di anni fa, già molto meno, 4 miliardi e mezzo, 500 milioni di euro. In realtà la vita è cominciata, e voi sapete tutti, già dall'evoluzione, poi la spiego, però quello che è importante capire è che noi, come nelle mappe che stanno nelle metropolitane, noi siamo qui, in quest'ultimo pezzettino qua. Noi siamo il risultato di un'evoluzione che è durata 500 milioni di anni. Okay? Questo pezzettino che vi vedo qua è una zona che si chiama Olocene, 12.000 anni. 12.000 euro, aspetta 4 miliardi e mezzo e niente. Quei 12.000 euro, quei 12.000 anni, sono quelli che chiamiamo storia. Quello si chiama preistoria. Questi 12.000 anni andiamo a vedere che sono un'antecchia, non sono niente rispetto a questo. Cosa abbiamo fatto noi negli ultimi 100 anni, 150 anni? Abbiamo inventato la luce elettrica, la televisione, l'automobile, l'aeroplano, internet, Facebook, Twitter, whatever you want. Che significa? Significa che in realtà questi 150 anni sono come un candelotto di dinamite in quei 500 milioni di anni di evoluzione. Stiamo dando una botta incredibile alla nostra fisiologia normale che ci permette di essere quello che siamo come animali biologici e come evoluzione ottenuta durante 500 milioni di anni. Perché questo è importante? È importante perché tutti i giorni
noi viviamo una vita che è regolata dai ritmi circadiani, e non vi spiego cosa sono. Tutte le forme di vita sulla Terra, dai lieviti alle piante, dagli insetti ai mammiferi, agli uomini, tutti siamo controllati da quello che non è cambiato negli ultimi 500 milioni di anni, cioè la rotazione del nostro pianeta sul proprio asse. E cosa che non è cambiato? L'inquinamento è cambiato, l'oggi è cambiato, ma sono gli ultimi 100 anni. Noi abbiamo dei circuiti che sono stati organizzati un po' nerd in questa maniera da 500 milioni di anni, ma quello che abbiamo fatto è disturbarlo in questa maniera recentemente. Eppure tutto è circadiano. Questa è una foto che ho preso dove abito io, da Luna Beach, ma si vede la temperatura, i venti, la pressione atmosferica, tutto è perfettamente circadiano. Okay? Tutto è basato su un ritmo di 24 ore circa, cioè la rotazione del pianeta sulla Terra. La parola circadiano viene dal latino e significa circadino, circa un giorno. Quindi abbiamo tutti un tipo di base biologica su queste 24 ore. La prima volta che mi sono accorto di questa cosa importante era nel 93. Stavamo studiando questo gene, un gene che si chiama CREM, che abbiamo scoperto qualche anno prima. E c'era un postdoc, uno studente tedesco in laboratorio di UG, che si interessava al cervello e mi disse: voglio vedere l'espressione di questo gene nel cervello. Ok, il cervello in realtà mi interessava molto poco, quindi disse: ok, Paolo. E mi viene con queste immagini che mostrava un'espressione fortissima di questo gene in questa zona del cervello che si chiama la ghiandola pineale, che molti di voi forse hanno sentito nominare. La ghiandola pineale ha alcune caratteristiche simpatiche. La prima è che è scritta da Descartes, Cartesio, che la chiamò il terzo occhio, e non c'era torto, perché la struttura embrionale dal punto di vista cellulare della ghiandola pineale è la stessa che diceva che fa la retina. Infatti in molti animali come gli uccelli, i pesci, la ghiandola pineale è fotosensibile così come la retina. Si trova qui al centro dei due emisferi e produce un ormone che si chiama melatonina, che sicuramente avete sentito parlare, perché la melatonina per tanti anni è stata indicata come un possibile ormone per la giovinezza, perché in realtà si abbassa il livello di oscillazione delle persone anziane. Quindi lei dice più melatonina quando sono anziani e così si ringiovaniscono. Ovviamente non è vero. Però detto questo, l'espressione era molto forte del gene nella ghiandola pineale. E io dissi notevole e dissi a Jorg di andare a fare altri studi molecolari su questo genere, mentre dicevo alla mia tecnica di laboratorio devi fare esperimento. La tecnica di laboratorio si presenta con queste immagini. Dice: signor Pinieri, allora, due possibilità: o Jorg aveva sbagliato o la tecnica aveva sbagliato. In realtà nessuno di due aveva sbagliato. Jorg lavorava la notte e la tecnica di giorno. Io rimasi tutta la volta impressionato. Non è possibile. Un ingegno da solo che si appiccia e si spegne nella ghiandola pineale. Poi più tardi scoprimo che questo gene controlla la sintesi di melatonina. E questo per me fu una rivelazione. La rivelazione che ci potesse essere l'espressione oscillatoria di un gene in una zona così precisa del cervello. Era qualcosa che mi divertì particolarmente. Da questo è cominciata una serie di studi circadiani, quindi che hanno a che fare fortemente la parte astronomica della nostra oscillazione sul nostro asse, e così siamo partiti e abbiamo fatto tante altre cose. Allora, quanto di noi oscilla in maniera circadiana, quindi con dei ritmi di 24 ore? Un sacco di roba. Per esempio la nostra temperatura corporea, tutti se ne accorgono quando inizia la febbre, che è più alta la sera piuttosto che la mattina. Quindi la nostra omeostasi oscilla, la possibilità di adattarsi ai cambiamenti di temperatura e ai cambiamenti dell'ambiente.
La melatonina ho detto che uscita in maniera drammatica di notte, è un ormone ipnotico, quindi ci farà dormire, sale e ci fa dormire, e poi si riscende la mattina, così può cambiare. Il cortisolo invece sale la mattina molto presto e poi avete voglia di fare colazione, perché esattamente quello che vi fa fare quel piccolo amorino la mattina, vi sveglia e vi dice time for food. Quanto altro c'è? Tutti gli ormoni che volete, tutti i circadiani. Addirittura le cellule del sangue uscite, non un po', le cellule, quindi il numero di cellule del nostro sangue non è costante, ma uscita in maniera circadiana. Tutte queste cose, poi le ho trovate in letteratura, in una parte anche noi abbiamo contribuito a questi studi, mi hanno molto esaltato. Tanto che poi abbiamo creato queste piccole guide da utilizzare per tutti i giorni. Cioè momenti ideali per una cosa piuttosto che un'altra. Per esempio, il miglior momento di reazione è il primo pomeriggio, o per esempio il miglior momento per andare dal dentista, perché il vostro livello di sensibilità o dolore è più basso più tardi nella giornata. Potete leggere tutto quello che volete, c'è una diminuzione di efficienza lavorativa verso la fine della giornata, questo sembra normale, così come c'è un numero di incidenti della guida, perché c'è un momento di sonno profondo e necessario al nostro ritmo biologico. Dopo, se volete, vi do una copia, così potete seguire le vostre indicazioni. Non chiedo neanche di essere pagato. In laboratorio ci divertiamo a fare cose un po' complicate, che si chiama mass spectrometry. Questo è un sistema che ci permette di andare a vedere, per una tecnica che si chiama metabolomica, i metaboliti che abbiamo nel nostro corpo. I metaboliti ce ne sono migliaia e migliaia, nel senso che vi devo raccontare. Però per chi ha fatto un po' di biochimica se vi ricorderà sicuramente. Abbiamo tanti metaboliti e se volete fare la metabolomica in vari organi del corpo, quindi dopo umano, però possiamo farlo nel sangue dell'umano, è la stessa roba, e abbiamo scoperto che il 50% di tutti i nostri metaboliti è uscito. Non è tantissimo, penso metà di tutto quello che sono le nostre oscillazioni fisiologiche metaboliche non sono normali, non sono usciti. Questo ha stimolato una serie di studi in laboratorio che poi le racconto un pochino, senza che vi tedio troppo. Ma il metabolismo è una cosa complicata, una serie di cicli che si toccano uno con l'altro. E andare, come si dice in Napoli, a sfruttere uno, a sfrugliare uno, può davvero cambiare le cose rispetto ad altri cicli. Immaginate di andare in qualche maniera a sfrugliare questo sistema qua, non avete lo stesso tipo di reazione anche in altri cicli. Quindi l'importanza di capire il metabolismo non è andare a vedere la glicemia oppure un solo tipo di metabolità, bisogna andare a capire a livello di quello che noi chiamiamo high throughput, il profiling di una persona. Tanto che oggi come oggi si parla di medicina personalizzata, che significa andare a vedere questo tipo di profiling, vedere tutti i metaboliti possibili nella gran parte delle persone e studiare qual è una foto metabolica e fisiologica di una persona rispetto all'altra, oppure durante il tempo, durante la giornata, durante un mese, durante una settimana. Ok. Dove sta l'orologio biologico? L'orologio biologico sta in questa zona che si chiama il nucleo suprachiasmatico, nel cervello. Questo è il centro dell'orologio biologico dei mammiferi. È un gruppo di neuroni, lo faccio vedere da poco. Okay? Il nucleo suprachiasmatico è una struttura dell'ipotalamo di un interesse straordinario. E ora si spiega perché è veramente un qualcosa di particolare. Quello che succede è che la luce tutti i giorni va a toccare la retina e certi particolari neuroni della retina e viaggia attraverso quello che noi chiamiamo il tratto retino-ipotalamico e va a colpire circa 20.000 neuroni nell'ipotalamo. Questi neuroni fanno parte di questo numero che si chiama suprachiasmatico, perché bisogna essere esattamente sopra il chiasma ottico. Questi neuroni hanno delle proprietà incredibili, potete prenderli
via dall'animale o da un uomo, le mettete in cultura, in una petri dish, e questi usciranno come delle oscillazioni 24 ore per sempre. Questo è il centro dell'orologio circadiano nel nostro cervello. Poi ci sono state due scoperte fondamentali a cui abbiamo contribuito anche noi, in maniera abbastanza importante. Allora, io ho detto che il centro dell'orologio è l'ipotalamo, questo nucleo supraipotamatico. Una delle scoperte che ha cambiato il campo è che in realtà abbiamo scoperto noi, come sono tanti altri, che ci sono dei orologi dappertutto. Ogni organo, ogni cellula del nostro corpo ha un orologio interno. Perché questo è importante? Perché è importante capire in che maniera questi sono coordinati e sincronizzati tra di loro. E dobbiamo capire perché poi la disincronia può essere un problema. L'altra scoperta importante è che facendo analisi di trascrittomica, di genomica, abbiamo scoperto che ci sono migliaia e migliaia di geni la cui espressione è circadiana. Senza che andiamo nel dettaglio molecolare, però questa è quello che noi chiamiamo un macroarray di genomica, di trascrittomica, e qui sono vari tempi circadiani, e vedete bene questo nel fegato, come ci sono queste oscillazioni armoniche di geni, migliaia di geni. Quindi fa capire quanto del nostro corpo oscilla. Ora vi faccio vedere questo, non lo spiego in dettaglio, solo per vedere la complessità del sistema, come funziona, come facciamo ad ottenere tutti questi geni che oscillano. È un meccanismo stupendo, come un gatto che si morde la coda alla Giorgio Gaber. Ci sono delle molecole buone e quelle cattive. Le molecole buone fanno le molecole cattive. Queste qua sono trascritte e sono prodotte. E questo è il sole, quindi il giorno. Okay? Immaginate questo che succede in ogni cellula del vostro corpo. Quando tutte le molecole cattive sono fatte e vanno nei numeri si accumulano, incominciano a spegnere la propria espressione. Quindi come un gatto che si corde la coda. Nel momento in cui lo fanno è notte, sta passando 2 ore. Quindi sono relazioni molto fine, dei tempi precisi che sono controllati a livello molecolare di cui queste cose succedono. Nel momento stesso in cui tutte le proteine cattive sono distrutte, questi geni possono essere di nuovo utilizzati e di nuovo giorno. Sono dei cicli perfetti che succedono in tutte le cellule del nostro corpo. Cosa succede se andiamo a sfruttare questo meccanismo così perfetto dal punto di vista meccanico? Cosa succede se andiamo in qualche maniera a disturbare quel meccanismo? Se lo disturbiamo abbiamo una serie di patologie serie, non da poco. Una facile da immaginare è l'insonnia, perché tutti capiranno che il ciclo sveglia-sonno è un ciclo fortemente legato al ciclo circadiano. Ma se andiamo a disturbare l'orologio abbiamo anche i casi di depressione, ansietà, disturbi metabolici, fenomeni infiammatori, obesità e diabete. In pratica abbiamo una serie di dati nell'uomo, nel topo, che indicano che disturbare il ciclo circadiano aumenta in maniera notevole i fenomeni infiammatori e l'obesità, tanto che si può avere anche l'invecchiamento precoce e si può anche avere dei casi di tumore. Le donne che fanno un lavoro notturno come l'infermiera o le hostess degli aerei, dei voli, quindi quello dei voli notturni intercontinentali, in studi epidemiologici hanno mostrato che avranno 30-35% di rischio maggiore di tumori al seno. Quindi questo è quanto può essere importante avere un ritmo corretto. Quando è che andiamo a disturbare il ritmo? Per esempio correndo la mattina il rischio di infarto è maggiore, quindi non andate a correre la mattina. Tutta questa gente deve correre la mattina subito a correre, perché il rischio di infarto è molto maggiore la mattina che se c'è andata la sera. Quando è che disturbate il vostro ritmo? Quando guardate Facebook alle 3 del mattino, oppure per chi lavora in scienza risponde al referee, potete scrivere, che so,
la vostra amante dall'altra parte del mondo. Ma questo è successo. Guardate cosa è successo non nella zona dove abito io negli ultimi 50 anni. Questo è Los Angeles. Negli ultimi 50 anni la quantità di luce elettrica è aumentata non del doppio, non del triplo, ma di 250 volte. Quel candelotto di dinamite, quella bomba che vi ho detto, è esattamente questo. Negli ultimi 50 anni la quantità di luce che è aumentata è tale per cui il nostro ritmo circadiano medio è perturbato in maniera continua. Si è calcolato che la media di persone oggi dormono in media 1 ora e mezzo di meno ogni notte che solamente 20 anni fa. In media. Tutti conoscono questo signore e tutti conoscono anche l'espressione che tutti siamo quello che noi mangiamo. Siamo quello che noi mangiamo. Ed è verissimo, ve lo faccio vedere tra pochi giorni. Tutti sanno che è importante quanto si mangia e quello che si mangia, cioè non mangiare la carne, non mangiare i grassi, tutti lo sanno, e non mangiare troppo, è importante anche quando. Questo è un esperimento che personalmente mi entusiasma. Questi due topi mangiano la stessa dieta, esattamente lo stesso numero di calorie, e hanno lo stesso genoma, sono due topi omozigoti, sono uguali, sono due gemellini, solo che questo qui non mangiato al momento giusto e questo non mangiato al momento sbagliato. Quindi mangiare la pizza, mangiare un hamburger, mangiare quello che vi pare, anche l'insalata, se la mangiata a mezzanotte è diverso che la mangiata a mezzogiorno. E questi esperimenti sono stati riprodotti anche nell'uomo. Quindi questo mi fa capire quanto è facile poter disturbare questo ciclo circadiano normale. Fate vedere che il 50% del metabolismo circadiano. Quindi se andiamo a imporre uno stress su quei cicli metabolici che vi ho fatto vedere prima, che sono pronti a fare tutt'altro che ricevere il cibo a mezzanotte, creiamo quella che si chiama risposta infiammatoria. Abbiamo davanti a noi un problema grave, il problema della disponibilità di cibo. Camminare per Napoli, ne parlavo stamattina con i miei amici per Eduardo, cammini per le strade di Napoli, ogni angolo di strada una pizzetteria, no, al di là della qualità, quello che è available, quello che è disponibile è talmente tanto che siamo pronti anche dal punto di vista puramente psicologico a mangiare in momenti diversi della giornata in maniera continua, e ci troviamo in una situazione che io trovo paradossale. Ci troviamo in un mondo dove ci sono più di 800 milioni di persone che sono malnutrite e allo stesso tempo 2 miliardi di persone che sono sovrappeso. Problema di distribuzione. Tutte queste cose ci hanno cominciato a far pensare abbastanza. Un'altra cosa che fa pensare, forse non lo sapete, l'effetto di quello che noi chiamiamo caloric restriction. Quindi mangiare meno abbastanza meno. Se mangiate meno, mia madre quando ero piccolo mi diceva mangia che ti fa bene e così cresci. Se facciamo l'esperimento del topo, poi lo facciamo fatto anche nell'uomo, rispetto a un animale che non è in caloric restriction, c'è una curva di tempo, di età, di quando, della longevità del topo. Meno mangia, quindi il 25% di caloric restriction, 55% o 65% di caloric restriction, vedete che l'età del topo aumenta. Meno mangia più vive. Quindi aumentare la longevità, devi vivere più a lungo e meglio, mangiare di meno. Se facciamo l'estrapolazione dell'uomo, questi sarebbero i dati, e se volessimo fare una caloric restriction potremmo vivere fino a 125 anni. Ho detto che siamo la pizzetta che volete mangiare, vivo quei 3 mesi in meno, fammi mangiare sta pizza, c'è da ragionare a Gesù. Tutti questi discorsi ci hanno fatto pensare a un esperimento che mi faccio vedere, poi la smetto di tediarmi. Questo esperimento fatto da questa signorina, anzi questa signora, Kristen, che questa qui, questa si chiama Evelyn, e che abbiamo pubblicato qualche tempo fa. La domanda era: possiamo andare a capire in che maniera questo sistema con il ciclo così bello, se è in realtà plastico anche nella sua struttura,
continua, sia omeostatico nella possibilità di ricevere diversi tipi di cibo a diversi momenti della giornata e in quantità diverse. Vi faccio vedere solamente un esperimento così non mi scocciate. L'esperimento è il seguente: vi ho preso dei topolini e vi ho dato da mangiare o una normal diet, quindi quelli che mangiano normalmente, o quelli che noi chiamiamo una high fat diet, una dieta alta in grassi. In realtà questa dieta alta in grassi e in glucidi, carboidrati. Lo facciamo questo per 10 settimane, ma possiamo farne anche di meno. E poi prendiamo il topolino l'ultimo giorno e lo sacrifichiamo scriviamo vari topi ogni 4 ore. E poi siamo andati a prendere vari tessuti, il fegato, il muscolo, il siero, e abbiamo fatto questa analisi di high throughput, come l'ho detto prima, questo trascrittore, senza la faccio andare da un'altra volta a vedere. Vi faccio vedere cosa succede nei topi che hanno mangiato high fat diet, come voi se andate a mangiare la pizza. Quelle migliaia di geni che uscirono così bene, se mangiano le carote, non uscirono più se mangiano la dieta ricca in grassi. Quindi stiamo perdendo una normale omeostasi. La cosa più incredibile che mi ha mostrato Christine è che se invece di vedere questi 1000 geni ne vediamo altri 1000 che normalmente non uscivano nella dieta normale, questi incominciano a oscillare con la dieta ricca in grassi. Questo indicava che il sistema è plastico, non è che noi siamo disturbati e completamente annientati nella dieta ai grassi. La persona che mangia i grassi, i glucidi, i carboidrati, tutto dobbiamo mangiare perché quello che esagera non è che non avrà il suo ritmo, avrà un ritmo diverso. E questo ritmo, perché noi sappiamo perfettamente quali sono questi geni, tutti i geni che riguardano le reazioni infiammatorie, le reazioni allo stress e così via. Quindi stiamo ricreando un nuovo tipo di orologio biologico, che è un orologio biologico che funziona, ma non fa bene. A lungo andare non farà bene. Good news, la buona notizia è che possiamo tornare indietro nel tempo, possiamo riprendere questi topi che stanno in qualche maniera male, tra virgolette, e rimetterli in una dieta normale, e dopo pochi giorni riprenderanno questo tipo di ritmo normale. Quindi c'è speranza, nel senso che il sistema è talmente plastico che si possono giocare con vari tipi di diete avanti e indietro. Il problema che abbiamo è questo: è questa la nostra fine o possiamo in qualche maniera cambiare la situazione? Allora mi piace molto questa quote, questa frase, che niente in biologia ha una ragione d'essere se non nella luce dell'evoluzione. E questo è vero. E comunque attraverso l'evoluzione possiamo cambiare queste cose. Basterà semplicemente fare attenzione nel futuro, non siamo costretti a diventare questo signore qua. Okay? Finisco rapidissimamente con alcune piccole note un po' personali. Fortunatamente non sono ancora diventato così e sto in America da più di 3 anni, quindi c'è speranza. Però la media degli americani ha un problema di obesità e di diabete molto maggiore che in Europa. Però la cosa preoccupante è che in Italia questo problema sta aumentando in maniera notevole, soprattutto nei bambini di età molto giovane, perché si muovono di meno, consumano meno e hanno anche un ritmo circadiano sbagliato guardando Facebook al del mattino. Un'ultima nota importante: c'è sempre qualcosa da imparare anche di chi sembra che non per niente Bob Dylan ha avuto un premio Nobel, ma ecco che Jim Morrison ci diceva qualcosa importante a livello poetico e molecolare. Infatti voglio sottolineare il fatto che le due cose non sono quasi così distanti. Ancora un ringraziamento a Luciano per l'invito, per il premio, per tutto. Ringrazio Arturo, il rettore, anche se non ci sta, e voglio presentarvi la progenie, non personale, però in qualche maniera indiretta. Questa è Emiliana, molti di voi la conosceranno. Martina, figlia di Emilio, ormai si è laureata in biologia all'Università della California e partirà in postdoc tra poco.
Serena, figlia di Annarita e sorella di Valerio, che è qui, anche lei laureata in biologia, anche lei ha fatto un postdoc e anche lei sta andando alla carriera scientifica. Ringrazio tutti quelli del mio laboratorio e quest'ultima quote che mi interessa perché sottolinea esattamente quello che penso io. Grazie mille a tutti.